Salve, sono Carlo Caligaris e questo è Fabio Bellotto. Siamo due insegnanti del convitto Paolo Diacono di Cividale della scuola primaria e ci occupiamo di educazione fisica, di movimento e di plurilinguismo. Che cosa ti viene in mente se dico fuoco? Cesare Puk. What comes to your mind if I say fire? Ce mu podem fa per interpretare con i movimenti FUG? Queste sono alcune domande che abbiamo posto ai bambini quando abbiamo introdotto il tema del nostro lavoro, il fuoco per l'appunto, con l'obiettivo di far interpretare il fuoco attraverso il movimento. Una delle prime risposte che ci hanno dato i bambini è stata quella del fuoco come una fiamma viva che si muove. Da qui il movimento Flammis Picciulis, Flammis Grandis. Il titolo del nostro lavoro, della nostra unità di lavoro è Hold il Fuk, Enjoy the Fire, e vuole proprio illustrare attraverso il movimento il lavoro che i bambini hanno fatto per interpretare con il linguaggio corporeo gli aspetti divertenti del fuoco, come potrebbero essere i fuochi d'artificio. Desideriamo subito chiarire che nel nostro lavoro non troverete lavori scritti, schede, ma attività ludico-motorie, indicazioni operative, dove il protagonista sarà il bambino attivo protagonista che risolve problemi motori, che esegue compiti motori e che è attivo propositore di movimenti e proposte coreografiche. L'uso del plurilinguismo avviene sempre a livello comunicativo e sociale. All'inizio sono state proposte alcune parole chiave, poche che poi sono state implementate. L'allievo così conosce, approfondisce i contenuti disciplinari divertendosi attraverso appunto il movimento. Impara di più e impara meglio. Sì, perché noi siamo convinti che qualsiasi contenuto disciplinare può essere approfondito e può essere appreso appunto attraverso il movimento. E il bambino diventa ancora più ricco in un contesto plurilinguistico dove le lingue diventano compagne di gioco. Ecco, il maestro Carlo qui vicino ha già ben illustrato quello che è stato il nostro percorso. Tuttavia posso dire che all'interno della unità didattica troverete un link attraverso il quale accedere a spezzoni di video che vi mostreranno passo passo tutto ciò che è stato fatto per la realizzazione di una coreografia che i bambini di quarta della scuola del convitto hanno appunto realizzato.